Stop alla bronzatura selvaggia che espone al rischio di contrarre eritemi solari e in casi estremi anche melanomi. Da quest'estate negli alberghi e nei campeggi di Bibione, Caorle, Raclea, Jesolo e Cavallino la tintarella sarà più sicura grazie alla possibilità di avere la consulenza di un dermatologo. Il progetto Sicuri sotto il sole, nato su proposta di Federalberghi e sviluppato dall'ULSS 4, offre ai turisti una visita dermatologica a prezzo convenzionato in una delle strutture presenti in queste località balneari. L'ULSS del litorale adriatico dà questa opportunità di fare queste visite che sostanzialmente danno la possibilità di fare screening e quindi saltare, fra virgolette, anche le famose liste d'attesa, cioè vanno a sgravare le liste d'attesa per fare la mappatura dei nei, per fare appunto queste verifiche. Oltre alla visita c'è anche la raccolta dei dati del paziente, per cui anche l'anno successivo, se ritorna, può fare una seconda visita, vedere l'eventuale evoluzione. C'è anche un'attività scientifica di raccolta dati. Il turista che intende usufruire del pacchetto per la salute della pelle può rivolgersi alla reception dell'albergo o del campeggio in cui alloggia. Le stesse strutture ricettive esporranno anche materiale informativo sulla prevenzione delle scottature. Noi dermatologi consigliamo una esposizione al sole adeguata al fototipo, cioè più la pelle è chiara, più l'attenzione deve essere alta e naturalmente vale sempre la vecchia regola che esporsi al sole tra le 10 del mattino e le 4 del pomeriggio sarebbe sconsigliato. Meglio prendere sole nelle prime ore del mattino o all'ora del tramonto. Per i fototipi più scuri in quell'orario è possibile anche non proteggersi, mentre nelle ore più calde naturalmente meglio utilizzare dell'abbigliamento antisole.